Buon pomeriggio e ben trovati nello spazio che precede il notiziario di Tele4. Siamo in compagnia di Bruno Zvec, presidente Tennis Club Triestino. Ben trovato. Grazie a voi e buona giornata a tutte e a tutti. E facciamo proprio il punto sugli appuntamenti della stagione. Il tennis che è tornato, è sempre stato uno sport importantissimo, però negli ultimi anni davvero, dalle iscrizioni ai circoli, alle società, dalla passione di tifosi che vedono i match alla TV, ovviamente i tanti tornei che ci sono ogni anno. Insomma, il tennis è tornato a far parlare molto di sé, non solo grazie a Sinner, ma ci sono anche altre eccellenze italiane. Sta vivendo un momento come sport davvero incredibile, no? Prime pagine dei giornali e merita proprio rendere onore anche ai tanti professionisti che stanno facendo bene. E anche voi avete nuovi iscritti, la vostra attività prosegue alla grande. La nostra attività prosegue alla grande, siamo dentro una scia, per amor di Dio, che è nazionale. Il tennis sta diventando un fenomeno di massa, uno sport di massa. Abbiamo la nostra scuola tennis che è tra le 4 nazionali certificate, che praticamente è quasi sempre sold out rispetto alle richieste. Abbiamo 2 squadre maschili e femminili in Serie B, tutte e 2 peraltro sono in testa alla classifica, per cui tocchiamo ferro, ma nelle prossime 2 domeniche potremo avere qualche soddisfazione ulteriore. Abbiamo le squadre anche negli altri campionati a cui partecipano soci, adulti, ragazze, ragazzi, quindi insomma un fiorire di attività. L'altra domenica avevamo una serie di appuntamenti agonistici e non, per cui il circolo era, come si usa dire, sold out. Dal punto di vista degli investimenti, adesso copriremo i campi di padel. La federazione è diventata la Federazione Italiana Tennis e Padel, sta prendendo sempre più piede, come anche in maniera ridotta, ma anche il pickleball. Quindi insomma c'è la possibilità di passare ore in compagnia, curando anche il fisico con attenzione, specie per quelli della mia età, perché sta diventando tutto molto impegnativo dal punto di vista anche fisico. Io vedo i tornei, anche quelli minori, $15.000, $25.000, il livello di gioco rispetto a 10 anni fa non è paragonabile. Sono atleti formidabili e la differenza, come dire, qualche volta è più di mentalità che non di forza fisica e di tecnica. Abbiamo un movimento formidabile, trainato certamente da Sinner, ma insieme a Sinner, insomma, Cobolli, Musetti, Arnaldi, c'era domani a Roland Garros il derby tra Arnaldi e Cobolli, quindi insomma un movimento in fortissima crescita. È importante questo, e dicevamo che anche voi avete nuovi soci, nuovi iscritti, no, al vostro... Noi abbiamo nuovi soci, nuovi iscritti, abbiamo una propensione che però si è sempre manifestata negli anni di vita del circolo. Ricordo che siamo tra i 5 circoli più antichi d'Italia. Il Tennis Club Triestino nasce nel 1898, quindi ha attraversato la storia della città e ha vissuto in questo intreccio, sempre con l'idea di essere parte viva di questa città. Quindi abbiamo accordi, altri ne faremo ancora, con diverse realtà associative con le quali noi collaboriamo, e adesso abbiamo in mente di costruire una serie di convenzioni anche con tutto il sistema scolastico formativo, perché vogliamo sempre di più essere la casa delle triestine e dei triestini. Peraltro il 9 di giugno inizia la nostra Summer Camp, che durerà fino al 1° di settembre, ci sono ancora dei posti disponibili, è organizzata per bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 14 ai 13 anni, dalle 7:45 alle 16:30 non stop, dove nell'ambiente del nostro club, insomma, quindi in mezzo al verde, con la piscina, potranno giocare a tennis, a padel, a tennis tavolo, a pallavolo, a pallacanestro, a calcio. Una volta alla settimana, per chi vuole, potranno anche andare in una gita al mare, e abbiamo un pulmino che può anche prenderli e portarli a destinazione, in tutta sicurezza, con personale qualificato e certificato dalla FIPT. Cosa interessante, ovviamente è previsto anche il pasto, secondo rigidi criteri nutrizionistici, e cucinato dal nostro
dal nostro ristorante, quindi nulla di precotto, ma tutto quanto assolutamente fresco. Se qualcuno è interessato si può rivolgere alla nostra segreteria o direttamente sul sito. Dico che per una settimana sono 215 euro all inclusi, quindi mi pare anche. Questo perché ovviamente su questa attività noi non abbiamo ovviamente interessi commerciali, ci interessa dare spazio a ragazze e ragazzi e alle loro famiglie. Tennis, sport a cui ci si può avvicinare davvero a tutte le età, al di là del percorso agonistico di tanti giovani che intraprendono questa carriera, e poi chi è bravo, chi davvero vuole andare avanti può diventare un grande atleta. Però ne parlavo col dottor Bergagna, che era medico sportivo, che era ospite qui tempo fa. Dicevo come il tennis faccia particolarmente bene a tutte le età, come sport, se si è in grado di praticarlo, è un toccasana per la salute. Noi abbiamo soci che, passati abbondantemente gli 80, giocano a tennis con continuità. Certo, quando passano gli anni è chiaro che per recuperare da un acciacco, parlo per me, non voglio coinvolgere altri miei coetanei, per recuperare un acciacco i tempi sono molto più lunghi che non quando ne hai 25-30, quindi quello che è consigliabile sempre, magari non giocare una volta, poi aspettare 6 mesi e ritornare senza aver fatto nulla prima, ma prevedere un minimo di preparazione atletica, insomma, per essere in grado di. Dopodiché, una volta che uno ha un minimo di tecnica, può giocare a tennis fino ai 90 anni, certo, ad alti ritmi, ma con soddisfazione. Chiaro. Prima, le faccio una domanda, ma prima ha risposto diciamo parzialmente. Lei diceva da qui a 10 anni a questa parte, insomma, diciamo, veramente il tasso di livello è aumentato notevolmente, una questione molto di mentalità anche, abbiamo detto, ma c'entra anche una preparazione atletica, nuove tecnologie, nuovi studi, nuove scoperte a livello appunto medico-sportivo, cioè cosa è cambiato in questi 15-10 anni? Allora, senza andare poi troppo in là, ma ogni tanto io seguo, perché è sempre piacevolissimo da ascoltare, Panatta in queste sue trasmissioni, quando lui racconta di alcuni tornei ai quali ha partecipato anche col mitico Björn Borg, e ci racconta di quello che mangiavano, di quello che bevevano prima, durante e dopo. Oggi la cura maniacale per tutto quello che riguarda per esempio gli aspetti del cibo, del riposo, dei carichi di lavoro. L'altro giorno pochi hanno rimarcato il fatto che Sinner aveva un GPS che misurava i movimenti in campo per capire traiettorie e cose. Sono cambiati poi i materiali, le racchette di oggi non sono paragonabili a quelli di un tempo, le palline sono un'altra cosa, le superfici poi variano a seconda da torneo a torneo, ma quello che è aumentato in maniera impressionante è la velocità con cui si gioca. Il ritmo è elevatissimo. Un ritmo elevatissimo, tutti dicono per esempio che non c'è mai stato nessuno che abbia la pesantezza di palla e la velocità di Sinner, per dirne. Magari Alcaraz invece più altri colpi, più creativi, più che rimandano ad altre epoche, però ormai è tutto così, è molto fisico, ovviamente c'è anche la parte tecnica, ma io credo, come dicono tutti, che insomma il tennis il 40% sia la testa, perché tu devi avere la capacità di fronte a qualunque problema di rimanere lì. Del resto, se lei ci pensa, sì, si può paragonare una partita a tennis con un duello, tra virgolette, medievale, con una grande differenza, che in tutti gli sport, i duelli medievali, ma la boxe, la lotta, il judo, comunque c'è un contatto con l'avversario. Nel tennis il rapporto con l'avversario è dato dalla pallina. E spesso l'avversario vero è quello che hai dentro di te, che magari ti impedisce di fare le cose che tu sai che andrebbero fatte, ma che per qualche motivo. E ci sono alti e bassi, ma come nella vita, la bravura è rimanere comunque lì e ripartire punto dopo punto. Il tennis non è un gioco, come dire, misurato dal tempo, non come il basket, come il calcio. Qui fino all'ultimo 15 tu non sai come va a finire. Per cui la tenuta mentale è una cosa fondamentale, infatti a quei livelli si muovono, girano, preparatore atletico, allenatore, vice allenatore, mental coach, fisioterapista, nutrizionista, qualcuno girava col cuoco, quindi insomma ormai un particolare può farti vincere o perdere una partita di livello e quindi
tutti curano questo. Condivido un aneddoto con lei, anche il gioco mentale, no? La sfida mentale tra i due tennisti. Per esempio, io ho un amico che ha praticato tennis per tanti anni anche a livello agonistico e mi ha sempre raccontato che molti avversari ti esultano in faccia in maniera forte, cercano il tuo sguardo quando ti fanno punto, in modo tale magari anche da, non so, a volte anche intimorire in qualche modo, e molti altri tennisti subivano magari questo atteggiamento dell'avversario molto, molto carico, no? Sono tattiche anche queste. Ah, ma fanno di tutto, ci sono quelli che ogni 3 minuti devono allacciarsi i lacci delle scarpe, ci sono quelli che hanno sforzi di vomito, ci sono quelli che tossiscono, quelli che scuotono il capo dandoti quasi l'idea che non ce la fanno più e si trascinano per il campo, e poi invece sono tutti quanti motivi per distrarti. La bravura lì è non farsi innervosire e far finta di niente, perché se ti innervosisci e magari gli rispondi, fai esattamente quello che si aspettano tu faccia. Il loro gioco, diciamo, cadi Esatto. nella rete, nel tranello. Dopo è uno sport che però mantiene ancora, grazie a Dio, alcuni elementi, come dire, di nobiltà d'animo, nel senso che si gioca, si vince, si perde, ma poi alla fine c'è una ricomposizione dei rapporti. Poi l'agonismo è l'agonismo, non si può vincere in due nel tennis. Uno sport nobile, lo stesso pubblico che assiste ai match di tennis, insomma, è un pubblico anche composto, no? Si esulta, certo, però c'è rispetto per tutti e due i tennisti, insomma, sono messaggi importanti anche nel mondo dello sport questi, giusto? Soprattutto per i ragazzi, nel senso che bisogna anche capire che tu hai vinto quando sei andato in campo consapevolmente e hai dato tutto quello che potevi. Non è che il risultato di una partita definisce quello che sei, mentre il comportamento che hai durante le partite, ma durante la tua vita quotidiana normale, quello sì che è la cifra di come tu stai crescendo e che tipo di approccio hai con il mondo. Noi nella scuola tennis curiamo certamente gli aspetti tecnici e gli aspetti fisici, ma tra virgolette, se posso permettermi, un po' anche per quella che è la mia storia professionale, abbiamo anche una funzione educatrice di formazione, che ovviamente non invade quello delle famiglie e della scuola, però alcuni principi comportamentali per noi sono fondamentali. Non esistono forme di bullismo, non esistono forme di... c'è un regolamento molto chiaro per cui le ragazze e i ragazzi sanno. Devo dire che se ne dica, le ragazze e i ragazzi sono molto più maturi e attenti a certe dinamiche di quanto noi adulti pensiamo lo siano. Ci ha raccontato ovviamente i vostri impegni e le vostre iniziative. Prima abbiamo accennato anche al padel, altro sport che ha spopolato. Padel è in continua crescita. Io mi ricordo quando a Trieste c'erano 2 soli campi messi in piedi dai pionieri, adesso stanno fiorendo, sono tutti quanti occupati. È chiaro che noi con la copertura di 2 campi di padel che abbiamo avremo modo di utilizzarli tutto l'anno, anche quando piove o quando fa freddo, eccetera, cosa che in questo momento no, si può utilizzarli soltanto con un tempo favorevole. Quindi un altro passo avanti verso il rinnovamento del nostro circolo. Poi la compagine con cui mi sono presentato all'assemblea elettiva ha in mente un'altra attività su cui stiamo ragionando. Il nostro circolo è inclusivo in sé e ovviamente stiamo attenti che non ci siano barriere di nessun tipo per chi lo frequenta, parlo in termini di architettura, ma noi vorremmo inaugurare proprio una parte nuova, adesso vediamo con che finanziamenti, con che progettualità, che abbia l'inclusività come caratteristica fondamentale, non soltanto di accesso, ma anche per persone, ragazze e ragazzi in particolare, che hanno diverse forme di disabilità. Noi crediamo che sia un altro modo per aprirci alla città e anche per dimostrare l'amore che il circolo del tennis club triestino ha sempre avuto per Trieste, devo dire, ricambiato. Più facile il padel? Più facile approcciarsi? Allora, diciamo. Dipende, vabbè, c'è un vecchio detto che dice è facile quello che sai fare, è difficile quello che non sai fare. In un primo approccio può sembrare più semplice perché ha alte dinamiche, poi è chiaro che per giocarlo a un certo livello non è semplice, ma soprattutto il padel è un altro sport che
molto impegnativo dal punto di vista fisico, non per giocare così, ma se uno vuole fare una partita impegnativa bisogna anche lì, e lo consiglio sempre a tutti, dotarsi prima di una preparazione atletica per non incorrere poi in qualche incidente a spalla o ginocchio o altre cose. Grazie a Bruno Zweck, presidente del Tennis Club Triestino, e in bocca al lupo, buon lavoro ovviamente per le vostre iniziative. Grazie a Tele4 e a tutti quelli che hanno avuto la bontà di seguirci. Esatto, grazie anche a voi che avete seguito questo approfondimento prima del nostro TG, che adesso ci sarà dopo la pausa pubblicitaria. Il notiziario di Tele4, a fra poco. Ben ritrovati al TG Meridiano di Tele4, che purtroppo apre con una triste notizia di cronaca. Un ragazzo di 21 anni in sella alla propria moto questa notte ha perso la vita dopo uno scontro frontale con un'auto in strada del Friuli. Il giovane è morto sul posto, inutili le manovre di rianimazione, il servizio. Terribile schianto frontale questa notte in strada del Friuli, nessuna speranza per un ragazzo di 21 anni morto sul posto. La tragedia è avvenuta intorno a mezzanotte. Matteo Millo, il nome del giovane motociclista. Il Centauro stava percorrendo la strada in prossimità di una curva poco prima dell'abitato di Contovello, in uscita da Trieste. Il 21enne si è schiantato contro un'auto Fiat Panda con a bordo 2 anziani che proveniva dal senso di marcia opposto. Secondo quanto appreso, il ragazzo, che davanti a sé aveva un'altra motocicletta, avrebbe eseguito una manovra di sorpasso prendendo larga la curva. L'impatto con l'automobile è stato inevitabile e devastante. Il 21enne è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato malamente sull'asfalto, finendo addosso al guardrail. Anche l'altro giovane motociclista è rimasto coinvolto nell'incidente, ma senza riportare ferite gravi. Lievemente feriti anche i 2 anziani a bordo della Fiat Panda. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, insieme agli agenti della polizia locale per i rilievi dell'incidente e ai vigili del fuoco. Il giovane era in arresto cardiaco, inutili le manovre di rianimazione, troppo gravi i vari traumi riportati al torace, all'addome e alla testa. I medici hanno soccorso anche l'altro Centauro, che non aveva potuto evitare l'impatto con i mezzi che aveva davanti a sé. Il giovane è stato portato all'ospedale di Cattinara in codice verde. Via libera al Senato alla riforma dello Statuto del Friuli Venezia Giulia, nuovo passo avanti verso il ritorno delle province come enti intermedi. Ora il testo torna alla Camera per la terza lettura. Il Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale che modifica lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, aprendo la strada al ripristino delle province. Dopo il primo sì della Camera lo scorso ottobre, il testo ha ottenuto il via libera anche da Palazzo Madama. Ora si attende una doppia lettura, a distanza di almeno 90 giorni l'una dall'altra, per l'approvazione definitiva prevista entro fine anno o inizio 2026. Stiamo assolutamente seguendo quelle che erano le nostre previsioni. Avevamo detto maggio la prima lettura al Senato, poi sappiamo che c'è tra il primo e il secondo passaggio 3 mesi di pausa obbligatoria previsti per legge, in cui non si possono fare ulteriori votazioni, ma noi avevamo detto in autunno. Se non sarà autunno saranno i primi mesi del 2026, quelli della seconda lettura tra Camera e Senato. In ogni caso per la primavera prossima noi avremo a casa sicuramente quella competenza specifica che ci permetterà di normare. Quando dico ci permetterà di normare, ovviamente dico che ci permetterà di portare una legge su cui stiamo già lavorando ovviamente da anni, che è quindi già sostanzialmente pronta e che ci vede preparati per affrontare questa sfida, che è una sfida di buon senso, perché riavviciniamo di nuovo il potere, le funzioni a servizio dei cittadini e i soldi spesi dai cittadini alla scelta dei cittadini. Il provvedimento inserisce gli enti di area vasta tra quelli locali, con organi eletti direttamente, e affida alla Regione la disciplina su istituzione, confini, funzioni e modalità di governo. Intanto gli uffici regionali sono già al lavoro per predisporre gli atti necessari alla creazione dei nuovi enti intermedi.
L'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Orberti rimarca l'importanza della creazione di un ente intermedio fra i comuni e la regione per tutte quelle materie che hanno necessità di un soggetto unico e dedicato che se ne possa occupare a tempo pieno. I comuni amministrano un territorio, le regioni hanno il compito di programmare e fare le leggi, ma quando si parla di amministrazione, ma non di un territorio piccolo come quello di un comune, ma di un territorio più vasto come quello delle ex province, serve un ente intermedio, perché non c'è altrimenti un ente che lo fa. E quando decidi di abolire le province e spostare tutte quelle competenze in regione, attribuisci una funzione a un ente che non è stato costruito per esercitarle e quindi rendi il tutto molto più complesso e anche dispendioso e meno efficiente. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale, con noi l'ispettore Leonello Schillani al telefono. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Prego ispettore, che novità da questa mattina? No, per fortuna la mattinata è stata molto più tranquilla, nulla da segnalare per quanto riguarda l'infortunistica stradale, anche per la viabilità è stata abbastanza tranquilla, traffico scarso. Da segnalare in piazza Goldoni c'è un restringimento del carreggiata per la Voria Cieca, siamo sulla direttrice da Corso Italia verso Corso Saba, quindi potrebbe esserci dei rallentamenti in zona. Attualmente non abbiamo interventi in atto. Per quanto riguarda le manifestazioni, ricordo il presidio questo pomeriggio, siamo in via dell'Orologio all'altezza del Palazzo della Regione, tra le 15:30 e le 18, dovrebbe svolgersi in area pedonale, però non escluso che possa interessare la carreggiata, saremo sul posto per evitare dei rallentamenti. Inoltre devo segnalare una processione religiosa questa sera in via Vai, siamo all'interno del comprensorio di San Giovanni, tra le 18 e le 20 potrebbe esserci dei rallentamenti in zona, saremo sul posto per le viabilità. Ancora due note, ricordo la segnaletica notturna, siamo in Corso Cavour e via di Miramare, opera una ditta, fare attenzione appunto anche perché c'è l'orario notturno e può essere più pericoloso il cantiere in carreggiata. Inoltre ancora da ricordare che dalle ore 12 è stata interdetta l'area di sosta antistante la stazione marittima per l'arrivo della nave a crociera, che andrà avanti fino alla giornata di domani, quindi in una zona di parcheggio limitata sulle rive. Ultima cosa, anticipo anche siamo appena mercoledì, sabato pomeriggio ci sarà un ulteriore corteo in centro città, quindi con possibili disagi al traffico. Con questo restituirei la linea. Grazie Schillani e un saluto a lei, buon lavoro anche ai suoi colleghi, grazie. Grazie anche a lei, un saluto a tutti i telespettatori. Diamo una notizia, poi vediamo se nel corso del nostro telegiornale riusciremo a far vedere anche il servizio, se no lo vedremo sicuramente stasera. Sono comparse delle scritte ingiuriose contro Paolo Polidori, sindaco di Muggia, scritte comparse in varie zone della città, su alcune case, sui muri di alcune case, su un bus della Trieste Trasporti, ma anche sulla stazione stessa delle Corriere, scritte che fanno riferimento a una probabile vendita del castello di Muggia, dove però l'amministrazione comunale non c'entra nulla. Indaga la Digos e la polizia locale sta già procedendo con la visione delle immagini di videosorveglianza per rintracciare i responsabili o il responsabile di questo gesto. Più approfondita la notizia ovviamente nel corso di questo notiziario e comunque stasera alle 19:30. Dal campo da basket alla ricerca scientifica, Trieste si mobilita con sport e solidarietà per sostenere AIRC nella lotta contro il cancro. Sport, solidarietà e ricerca tornano protagonisti a Trieste con la seconda edizione di A Canestro per la ricerca, in programma dal 17 al 22 giugno, un evento che unisce divertimento e impegno coinvolgendo l'intera città in una grande mobilitazione a favore della Fondazione AIRC e dei suoi 5.400 ricercatori impegnati ogni giorno nella lotta contro il cancro. Dopo il successo dello scorso anno, l'iniziativa, guidata dal cestista triestino Stefano Bossi, si rinnova con un'edizione ancora più ricca, inserita nelle celebrazioni per i 60 anni di AIRC. Il messaggio è chiaro, il cancro si combatte anche con la prevenzione e con il sostegno alla ricerca e la città risponde con entusiasmo grazie al supporto del Comune di Trieste, della Regione Friuli Venezia Giulia, di Promoturismo FVG e di numerosi altri partner locali come l'Agenzia Creativa. Unire la pallacanestro al mondo della ricerca chiaramente permette ai ragazzi anche più giovani non solamente
ad avvicinarsi al mondo della ricerca ma della prevenzione, cosa che è fondamentale per tutti i ragazzi più giovani. Il primo appuntamento è fissato per martedì 17 giugno da Italy, main partner dell'evento, con una degustazione assieme al cestista Francesco Candussi e a seguire una charity dinner con lotteria e asta solidale. Grazie alla Creativa e a tutti i nostri partner abbiamo aggiunto una serata post torneo, un aperitivo che si terrà a Piazzale Straudino, abbiamo aggiunto una degustazione dei vini prima della cena, in modo tale da sensibilizzare, da avere sempre maggiore pubblico che si affaccia a questa manifestazione. Il weekend del 21 e 22 giugno sarà invece tutto dedicato al basket. In Piazzale Straulino andranno in scena tornei 5 contro 5 under 17, sfide solidali e il Memorial Dario Bossi, accompagnati da animazioni, stand informativi e attività per tutte le età. Sabato e domenica ci saranno degli stand dove ci saranno dei giochi come dei tiri liberi oppure anche delle basiche postazioni in cui si potranno acquistare le magliette del torneo. Tutti i fondi chiaramente andranno devoluti in beneficenza all'AIRC. La festa post partita del 21 chiaramente tenuta da Creativa, tutte le consumazioni, perché ci sarà anche chiaramente la somministrazione, tutte le consumazioni andranno in beneficenza. Torna nel prossimo fine settimana a Trieste la Mittel European Race, salita della Trieste Opicina con le tappe automobilistiche nei luoghi più suggestivi della regione e della vicina Slovenia. Tanti eventi organizzati tra gli stand di Piazza Unità. Dal 29 maggio al 1 giugno Trieste si prepara ad accogliere la 9ª edizione della Mittel European Race, la salita della Trieste Opicina, un evento internazionale iscritto al calendario ACI Sport e coorganizzato dal Comune, che anno dopo anno unisce la passione per l'automobilismo storico e moderno alla valorizzazione del territorio. Ci riserva delle novità che sicuramente, oltre ad essere il 9° anno, e perciò ci dà lustro il fatto che comunque ogni anno ci siamo e cresciamo, quest'anno abbiamo un evento importante che è un grande evento autovetture moderne, dove avremo la partecipazione di molte Ferrari e che ci fa ben sperare che questa, diventando un campionato italiano di grandi eventi. Il percorso, completamente rinnovato, si articolerà in 2 giornate, venerdì 30 maggio in regione, sabato 31 oltre i confini nazionali in Slovenia. Il percorso si svolgerà praticamente da Trieste, andremo verso Aquileia, Strassoldo, Palmanova, Borgo Nonino, poi andiamo fino a Fagagna al Castello di Susans per andare a Gemona, Montenars, Cividale, Butrio, il castello di Butrio, poi scendiamo giù sulla Rapacis e torniamo poi a Trieste il primo giorno. Il secondo giorno invece il percorso si svolgerà molto in Slovenia. Avremo anche un incontro con le autorità di Gorizia 2025. Grande novità di quest'anno, oltre al discorso del campionato grandi eventi, abbiamo organizzato assieme all'associazione Orizzonti Fotografici un concorso di fotografia. Quindi a tutti i fotografi appassionati invito a venire a fotografare in tutta la regione, per cui noi passiamo appunto da Trieste fino ad arrivare a Gemona, quindi le varie possibilità sono infinite. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo fra poco con altre notizie, state con noi. Opere pubbliche sotto la lente dell'antimafia, oltre ai consueti alert per i gruppi criminali nell'immigrazione, il rapporto annuale della DIA presentato al Parlamento fotografa l'attenzione in Friuli Venezia Giulia, puntata in particolare sull'infiltrazione dell''ndrangheta negli appalti. Vediamo questo servizio. Le autorità prefettizie del Friuli Venezia Giulia lanciano l'allarme. Le grandi opere pubbliche, motore principale della ripresa economica regionale, stanno diventando un terreno di infiltrazione per le organizzazioni mafiose, in particolare le 'ndrangheta. Imprese edili collegate a clan criminali usano stratagemmi, come il distacco irregolare di personale presso le ditte aggiudicatarie degli appalti pubblici, eludendo così i controlli e compromettendo la trasparenza del settore. Oltre a questo, la Regione registra la presenza di gruppi delinquenziali, anche stranieri, attivi in traffico di stupefacenti, estorsioni, riciclaggio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A Trieste, pur senza una radicazione stabile delle mafie italiane, la posizione strategica del porto la rende un crocevia privilegiato per organizzazioni criminali straniere. Recenti operazioni hanno portato all'arresto di esponenti di gruppi cinesi e kosovari coinvolti in estorsioni e traffici legati alla rotta balcanica dell'immigrazione irregolare. Anche nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine si registrano fenomeni di infiltrazione criminale. A Pordenone un'indagine ha smantellato un'organizzazione
un'organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti e al riciclaggio con collegamenti a clan Campani. Udine invece resta interessata ad attività di gruppi legati all''ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra, oltre a gruppi stranieri dediti al traffico di droghe e all'immigrazione clandestina. Il Friuli Venezia Giulia conferma quindi una solida crescita economica, ma su un terreno fragile dove la lotta contro la criminalità organizzata resta una priorità per garantire sicurezza e sviluppo. Bene, è pronto il servizio che abbiamo anticipato prima, quello sulle scritte ingiuriose ai danni di Paolo Polidori, sindaco di Muggia, con anche l'intervista al sindaco di Muggia. Appunto, vediamo le scritte, vediamo cosa è successo, sentiamo le parole del sindaco. Un imbrattamento, quello di Muggia, che ha pochi precedenti per il numero di scritte, per l'inutilità tra l'altro delle scritte, perché fanno riferimento a una vendita di un castello, quindi una transazione tra privati dove io assolutamente non c'entro nulla, anzi avrei anche pensato di comprare il castello come comune di Muggia, ma poi tra le spese di investimento e le spese di manutenzione ovviamente sarebbe una cosa insostenibile. Una decina di scritte ingiuriose contro il sindaco di Muggia Paolo Polidori apparse in vari punti della città, dai muri di alcune abitazioni vicino a casa del primo cittadino alla stazione dei bus e su un mezzo stesso della Trieste Trasporti. Alcune scritte fanno riferimento a una probabile acquisizione del castello di Muggia da parte di una cordata statunitense. Sembrerebbe questo dunque il movente, peraltro una trattativa fra privati per la quale l'amministrazione della cittadina rivierasca non c'entra nulla. Polidori guarda in prima battuta alla sua persona e la sua famiglia. Quello che mi dispiace è che queste scritte siano state fatte sui muri della città, sui muri delle case di privati, vicino a casa mia, quindi la preoccupazione anche per le mie figlie sicuramente c'è, e da questo punto di vista però mi conforta la solidarietà da parte di tante persone che mi stanno mandando messaggi, che mi stanno scrivendo, e quindi ovviamente io ho la scorza dura e quindi da questo punto di vista sono anche abituato, ecco, non mettiamo in mezzo la mia famiglia, perché a quel punto la cosa è stata grave per quello. Il sindaco poi commenta con un cenno politico riguardo tutto l'accaduto. Evidentemente certe cose succedono soltanto da una parte politica e mai dall'altra parte. E questo fa veramente pensare a chi poi parla di antifascismo, di pace, di democrazia, di rispetto per le idee altrui, anche se in questo caso parliamo di cose assolutamente inesistenti come la vendita del castello di Muggia. La polizia locale sta procedendo con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la Digos invece con accertamenti sul caso. Premiare il lavoro, contrastare le fughe, rendere attrattiva la salute pubblica. La Regione propone un piano di investimenti di 40 milioni di euro di misure straordinarie per il personale della sanità. Abbiamo avanzato la proposta di un impianto di distribuzione delle risorse al personale del comparto e della dirigenza. Parliamo di 40 milioni di euro, quindi un intervento straordinario. A beneficiarne potranno essere buona parte dei dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, con delle misure specifiche pensate per chi lavora nell'emergenza urgenza, che in determinati casi potrebbe andare a raddoppiare le identità nazionali. Alle aziende inoltre potranno essere riconosciuti specifici fondi pari a 1,6 milioni di euro per progetti di welfare da pianificare in maniera verticale sul territorio, stanziamenti che potranno andare ad aggiungersi a quanto stabilito a livello di valorizzazione stipendiale. Premiare il lavoro, contrastare le fughe, rendere attrattiva la salute pubblica. La proposta della manovra è stata illustrata alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza medica in un incontro che si è tenuto nella sala ottagonale della sede della Protezione Civile a Palmanova. Nel 2025 i dipendenti del sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia potranno essere riconosciuti poco meno di 40 milioni di euro di indennità, parte dei quali dedicata esclusivamente a chi opera nelle aree di emergenza urgenza, pronto soccorso, 118 e Sores, e parte ripartita a tutto il sistema, comprendendo anche chi lavora nell'emergenza. Nessuna regione italiana ha messo in campo, questo con anche dei criteri abbastanza rigidi, quindi non la distribuzione a pioggia, l'attribuzione delle risorse in funzione del lavoro, delle singole responsabilità, la definizione di regole per buona parte nel contesto di un tavolo regionale uguale per tutti e l'attribuzione delle risorse nella contrattazione integrativa aziendale degli strumenti di welfare. Quindi adesso noi ci aspettiamo delle valutazioni da parte dei sindacati che raccoglieremo nei limiti del possibile
e poi procederemo all'approvazione di questa manovra. Una mozione per impegnare la Giunta regionale a sostenere con il Governo il riconoscimento della professione di educatore socio-pedagogico come lavoro usurante. È l'iniziativa del consigliere della lista Fedriga, Carlo Grilli. È una professione delicata perché questi professionisti accompagnano la vita delle persone con fragilità, stiamo parlando di disagio, stiamo parlando di disabilità, di salute mentale, di psichiatria. La mozione presentata dal consigliere regionale della lista Fedriga, Carlo Grilli, vuole impegnare Presidente e Giunta a sostenere con il Governo nazionale il riconoscimento di lavoro usurante per la figura dell'educatore socio-pedagogico, una professione che per sua natura necessita di preparazione ma anche di empatia e particolari qualità umane e che non sempre viene riconosciuta in modo adeguato anche dal punto di vista della retribuzione. E quindi io credo che restituire a questi professionisti il ruolo di professione usurante, e con questo documento diamo un mandato preciso alla Giunta di intervenire nei confronti del Governo nazionale affinché legiferi in questo senso, sia un doveroso grazie. In Friuli Venezia Giulia sono 7.000 le persone, l'88% donne, impegnate in questa delicata professione. Infortuni, aggressioni, stress sono spesso il pane quotidiano per chi si occupa di costruire percorsi educativi e di inclusione. È delicata perché noi siamo i commutatori sociali, noi siamo quelli che incontrano e fanno incontrare le persone più fragili nella società. È usurante perché lavoriamo in contesti a densità fisica e psicologica, noi lavoriamo anche con persone che hanno fragilità che portano a essere aggressivi, parliamo di una persona in astinenza, parliamo di una persona con abilità psichiatrica, parliamo di un handicap particolare che magari in certi momenti soffre di mal di denti e lo dimostra aggredendo una persona. Procedono i lavori per la costruzione degli asili provvisori prefabbricati davanti a Villa Agiconsta che ospiteranno i bimbi dei nidi La Nuvola e Semi di Mela. Siamo a Passeggio Sant'Andrea, Villa Agiconsta, davanti al quale è in costruzione già da febbraio quella che sarà la scuola provvisoria che ospiterà circa un'ottantina di bambini tra i 3 e i 36 mesi, oltre a più o meno una ventina di unità del personale scolastico. La sistemazione provvisoria per permettere ai nidi d'infanzia Semi di Mela e La Nuvola di via Paolo Veronesi di essere oggetto di lavori di manutenzione sui quali il Comune aveva investito oltre 3 milioni di euro. I prefabbricati invece che vedete, che hanno cominciato a essere allestiti a febbraio, saranno conclusi chiaramente entro settembre, mese in cui entreranno proprio i piccoli fruitori di questo nuovo asilo provvisorio, un costo per il Comune di oltre 800.000 euro necessari, come detto, per garantire per circa 2 anni la fruizione dei piccoli futuri inquilini di questi spazi. Come abbiamo detto, ci sono diverse questioni in piedi quando si parla di scuole a Trieste fra fondi comunali PNRR e in molte occasioni la necessità è quella di trasferire gli studenti altrove perché i lavori in contemporanea con la didattica non sono sempre possibili. Perché i vigili del fuoco ci sono sempre, è il titolo del libro della giornalista Viviana Facchinetti dedicato a Trieste e ai suoi pompieri attraverso secoli di storia, cronaca e vita vissuta. Dall'incendio del Balkan del 1920 all'attentato all'oleodotto Siot del 72, dalle fiamme nel castello di Miramare in costruzione alla quotidianità degli interventi per la Bora, la storia e la vita dei vigili del fuoco a Trieste sono raccontate nel libro della giornalista Viviana Facchinetti, perché i vigili del fuoco ci sono sempre. Come hai ideato questo libro che racconta la storia dei vigili del fuoco a Trieste? Ma diciamo che proprio con il ricordo ancora di quando lavoravo a Tele 4 e che i vigili del fuoco erano molto spesso ospiti nelle mie trasmissioni e ho visto quanta è la loro partecipazione e la loro missione e soprattutto quanto tutti li amano, però non sapevano, le persone in genere ad ampio raggio non conoscevano la loro storia e allora ho abbinato la loro storia con quella di Trieste ed è venuto questo lavoro piuttosto impegnativo, ma sono soddisfatta di averlo finito.
Realizzato grazie all'AIPI Libero Comune di Pola in esilio, il volume racconta Trieste e i suoi pompieri attraverso secoli di storia, cronaca e vita vissuta, con un ricco corredo di foto, documenti e altro materiale custodito nell'archivio del Comando dei Vigili del Fuoco. Ma i Vigili del Fuoco ci sono sempre e questo libro dimostra, perché rappresenta la storia dei pompieri e dei Vigili del Fuoco con Trieste, delle affinità che ci sono e che legano il Corpo dei Vigili del Fuoco a questa città. E questo è stato un'avventura di 10 anni che ha permesso appunto di ricostruire con tutto il materiale documentare d'archivio che è stato trovato e messo a disposizione questa storia, questo legame forte che c'è tra i pompieri e Trieste. Allora chiudiamo il notiziario con questa notizia. Una donna di 59 anni è stata ricoverata in gravi condizioni in un ospedale in Slovenia dopo essere stata attaccata da un orso bruno ai margini di un bosco in un comune suburbano a sud-est della capitale Lubiana. L'incidente è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, informata la polizia di Lubiana, come riporta oggi l'agenzia di stampa slovena Sta. La donna è stata aggredita mentre portava a spasso il suo cane in un insediamento a circa 20 km dal centro di Lubiana. Attualmente si trova ricoverata presso l'ospedale in gravi condizioni critiche. L'attacco è avvenuto pochi giorni dopo che il Ministero sloveno delle risorse naturali ha approvato l'abbattimento di 206 orsi bruni al fine di controllare la fiorente popolazione di plantigradi che vive in Slovenia, così ha ricordato sempre l'agenzia di stampa slovena Sta. È tutto per il momento come notizie per oggi. Prossimo appuntamento col telegiornale delle 19:30 con tutti i servizi e le notizie raccolte nell'arco della giornata. Buon pomeriggio.